ora in onda Potere al Popolo. È chiaro che ci siamo, è chiaro, anche oggi signori, fine settimana ormai alle porte, venerdì 12 settembre, buona tarda mattinata da Sammy Varin, buongiorno, buona replica a chi ci ascolta negli orari più strani del giorno o della notte o chiaramente su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà. Tutte le nostre trasmissioni ci sono. Sammy Varin tra poco vi porterà nel riassunto della settimana attraverso l'immancabile Chiara Soldani. Quando parla lei tutti i social ci bloccano, ma alle 11:30 avremo anche un interessante gruppo musicale sardo, si chiamano Adelchi and Jess con la J. Attenzione perché questi mettono grande musica, girano la Sardegna in tour, vivono su un camper, su un van, cioè hanno venduto casa per vivere in giro per l'Italia suonando. Ma che cosa cantano? Che cosa cantano questi? Cantano soprattutto la Sardegna e cantano quel malessere molto forte che c'è in questi mesi, in questi anni, verso un certo green imposto alla Sardegna e non soltanto in Sardegna. Pale eoliche, quei pannelli solari che vengono messi in ogni prato libero, anche qui nell'Interland di Milano, ragazzi, sull'autostrada avete notato chilometri e chilometri di pannelli solari. Che cosa c'è dietro, che cosa c'è sotto? Qualcuno si arrabbia. Ne parliamo alle 11:30, signori. Si parla di musica, ma a quanto pare non soltanto. Subito però, certo, tra pochi istanti Chiara Soldani, ma c'è la canzone indipendente che Sammy Varin ogni mezz'ora trasmette. Oggi si balla con Giulia Regain, DJ e produttrice, ma anche psicologa positiva di livello internazionale. La sua è pura energia cosmica, cultura italiana, vibrazioni pop dance, una voce inconfondibile e insomma, ragazzi, è quella di Daniela Galli, ma in arte è Dani. Io adesso vi passo Giulia Regain, è una bravissima disc jockey che gira l'Italia e non solo l'Italia, e vi faccio ballare qualche minuto con la sua nuovissima canzone intitolata Stars. Sentite il saluto di Giulia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà da Giulia Regain. Pronti con questa G-Magic Story e dopo Unicorn, la prima canzone, ora siamo pronti per Stars, la seconda, quindi andiamo a toccare il colore arancione, il secondo chakra, il cristallo agata rossa in cristalloterapia. In psicologia positiva tocchiamo il concetto di vitalità, creatività, energia, sessualità, quindi un videoclip stupendo che vi aspetta sul mio sito gmagic.it e sul mio canale di YouTube. E ora ci ascoltiamo Stars by Giulia Regain, G-Magic Records. Welcome to G-Magic. We are stars, it's we are golden children of the stars. We are dreams, we are pieces of a whole one heart. We're connected to the love divine, the frequency of life. Oh, breathing in the universe. Oh, flying into happiness. Love is growing inside us. Oh, and you can do your part. I know we can make it. We can bring the world to life. Open up your eyes and read the truth inside your hands. I can see you, I can feel you, I can understand. There's a reason for our destiny, the magic here within. Oh, breathing in the universe. Love is growing inside us. Oh, and you can do your part. I know
and you can do your part. I know we can make it. We can bring the word to life. 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 Love is growing inside us. Whoa, whoa. Our house is in the stars. I know we can make it. We can bring the word to life. Our house is in the stars. E che vuol dire? Che non avete più 20 anni e che non potete ballare questi ritmi? Li balliamo lo stesso. Stars, Giulia Regain, è scritto Regain, lo trovate su tutti gli store digitali e su YouTube. Bella tosta, e anche lei non ha più 20 anni. Sono le 11:12, ancora al buon mattino, Sammy Varini. I nostri ritmi musicali lasciano spazio alla nostra controinformazione, sbirciando i siti. Il sito del Corriere è fermo sul testamento di Armani, i diritti di voto a Dell'Orco e 2 nipoti, quotazione in borsa o cessione nei prossimi 3 anni, sia la vendita, eccetera, 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 le ville di Armani alla sorella e ai nipoti, l'usufrutto a Leo Dell'Orco, che cosa c'è nell'immobiliare segreta, ma invece la notizia importante delle ultime ore è successo di nuovo, rubano un'auto, poi l'inseguimento della polizia e lo schianto contro un palo, 18enne morto a Bologna. Alla guida del veicolo un ragazzo di 19 anni. Sì, è come voi pensate. Ancora una volta, immigrati. Alla guida del veicolo un ragazzo di 19 anni, albanese, rimasto ferito. Il morto pare anche lui albanese. Lo schianto a Bologna, in via dei Lamponi. Torneremo a parlarne, e la notizia è stata appena battuta dalle agenzie, ma a quest'ora del venerdì riassumiamo quelle che sono le principali notizie della settimana, riavvolgendo il nastro con Chiara Soldani. Buongiorno Chiara! Ciao Sammy, ben trovato, e come sempre un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Minimo, pronti a essere zittiti perché ci provano anche questa volta, ne sono certo, su tutti i social quando diamo certe notizie. Chiaramente è quella di Kirk, ucciso per le sue idee, ma le idee non possono morire. Ma c'è anche lo spettro del terrorismo a Brescia, e il terrorista è del Bangladesh, e c'è la ragazza bianca uccisa dal nero che non fa notizia. Ci sono in aumento i casi di HIV, ma è fuori moda, e i giornali preferiscono parlare di Covid. Diamo la parola a Chiara Soldani, vediamo dove ci porta. Vai Chiara. Ti ringrazio Sammy, effettivamente abbiamo a nostro malgrado anche dovuto cambiare un po' la scaletta, nel senso che io avevo inserito ovviamente gli altri argomenti per questo nostro appuntamento del venerdì, ma la cronaca contingente, insomma, e urgentissima, ha portato a delle scelte diametralmente opposte, e quindi chiaramente noi parliamo, a differenza di tanti altri che stanno cercando di minimizzare, in alcuni casi sappiamo benissimo anche i mass media italiani, che hanno diciamo una certa matrice politico-ideologica, addirittura evitano proprio di trattare certi argomenti. Nello specifico ovviamente mi faccio forte del racconto che faremo di Irina Zaruska, appunto la ragazza che è stata terribilmente uccisa, e il video è stato tra l'altro ampiamente censurato, proprio perché bisogna sempre cercare di minimizzare quando il killer comunque non può essere difeso dalla parte buona, giusta e accogliente del mondo. Per quanto riguarda invece quello che è accaduto poche ore fa praticamente a Charlie Kirk, è qualcosa di infinitamente grave, prima di tutto perché è venuto a mancare un giovanissimo uomo, un giovanissimo papà che lascia 2 bambini piccoli, molto piccoli, che a 31 anni viene ucciso in maniera atroce, reo di avere delle idee e soprattutto di portare avanti con coraggio dei valori religiosi, ma non soltanto, valori di buonsenso che oggi vengono fortemente osteggiati al punto tale di meritarsi un proiettile al collo. Abbiamo detto appunto attivista pro vita, quindi già di per sé un personaggio estremamente scomodo per il ruolo rivestito, aveva un grandissimo seguito sui social, dimostrazione del fatto che fosse anche un comunicatore veramente efficace.
e che riuscisse soprattutto a comunicare a tutti i giovani, perché ricordiamo Kirk non è che fosse soltanto un comunicatore con ragazzi a lui allineati, lui comunicava con tutti, si confrontava con coraggio e anche con grande onestà intellettuale, anche con ragazzi con chiaramente delle idee molto molto lontane dalla propria. Attivista pro vita, come dicevo, amico di Trump, altro elemento che chiaramente ha giocato purtroppo a suo sfavore, è stato ucciso da un proiettile nel campus universitario dello Utah Valley University. Abbiamo insomma tutti negli occhi le immagini della sua uccisione, insomma di quel proiettile che lo colpisce. Per lui purtroppo non c'è stato veramente nulla da fare. E ci chiediamo, Sammy, cos'altro debba succedere, perché in realtà poi oggi si parla tanto di discriminazione nei confronti degli immigrati, nei confronti della comunità LGBT, si parla tanto di discriminazione nei confronti delle famiglie arcobaleno, nei confronti dell'utero in affitto. Mi pare invece che la reale discriminazione sia proprio nei nostri confronti, cioè nei confronti soprattutto, diciamolo anche con un certo coraggio, di coloro che portano avanti con convinzione la propria fede religiosa, il proprio credo religioso, e che lo incarnano come effettivamente con grande coraggio e con grande capacità ha fatto Charlie Kirk. Mi hanno particolarmente colpita, tra tutte le parole, le testimonianze e anche i commenti da parte insomma del mondo politico internazionale, le parole di Bardella, che dice: l'odio della sinistra è veleno, ed effettivamente questo è, insomma, chi predica pace, accoglienza, bandiera arcobaleno e quant'altro, in realtà si macchia veramente, come ha detto Donald Trump, le mani di sangue, in maniera metaforica e purtroppo non soltanto. Torniamo un attimo in casa nostra, terrorismo a Brescia. Lo mettiamo tra virgolette, ma neanche più di tanto, perché questa è una notizia del 9 settembre, è arrestato un 37enne del Bangladesh, residente nella provincia di Mantova, per arruolamento per terrorismo. Questo è accaduto appunto all'alba del 9 settembre. Finalità di terrorismo, ovviamente questo personaggio era molto attivo nel reclutamento di giovani e nel loro indottrinamento, chiaramente sempre con una matrice jihadista. Un'inchiesta molto importante della Digos di Brescia e Genova, non soltanto con la collaborazione delle questure di Mantova e Venezia. Dalle analisi del cellulare è emerso, insomma, Sammy, puoi immaginarlo, un materiale infinito e terrificante, indottrinamento dei giovani, ma anche materiale collegato direttamente ad un'associazione terroristica di Al-Qaeda, quindi insomma diciamo che un potenziale terrorista perfetto, l'identikit del terrorista perfetto. Materiale jihadista, abbiamo detto, promozione dell'ideologia radicale, e presenti sempre sul suo telefono video di addestramento islamico ad hoc, quindi insomma più di questo chiaramente non poteva essere trovato, evidentemente, dato un po' il profilo del personaggio. Torniamo invece negli Stati Uniti. Questa è una notizia del 22 agosto, ma è stata insabbiata in maniera molto molto abile. Abbiamo detto video censurati, chiaramente insomma De Carlos Brown, il 34enne che ha ucciso in maniera definire disumana, credo sia anche riduttivo, la giovanissima ragazza ucraina scappata negli Stati Uniti appunto per salvarsi dalla guerra, insomma per preservare la propria vita, ha trovato la morte invece proprio laddove cercava la sua sacrosanta e legittima libertà. Il soggetto in questione non è un uomo bianco, caucasico, occidentale, privilegiato e quant'altro, quindi insomma chiaramente non può essere difeso a spada tratta, e quindi è insomma da preservare dalle critiche di tutto il mondo buonista. Uccide il 22 agosto dopo le 22:30 appunto la 23enne Irina, così la coltella senza un reale motivo. Nessuno ha alzato un dito per difendere questa ragazza ed erano tutti afroamericani. Vabbè, poi giustamente ci si appella al razzismo, ma il razzismo in questo caso non c'entra veramente nulla, perché noi stiamo semplicemente documentando la realtà dei fatti. Questo soggetto aveva dei precedenti penali collezionati addirittura dal 2011, quindi insomma era un personaggio noto, e Trump ha così commentato quello che è accaduto nel North Carolina, appunto. È stata uccisa una ragazza da un noto criminale, i democratici hanno le mani sporche di sangue. E, insomma, chiaramente questa è una notizia che ci fa molto 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 riflettere, e insomma lo stesso Kirk aveva chiaramente denunciato sui suoi profili social quanto accaduto. Insomma è veramente qualcosa di agghiacciante, però sappiamo bene che si può parlare solo di Floyd
e suoi affini, perché quando si tratta di vittime bianche purtroppo c'è appunto questo reale razzismo, questa reale discriminazione. In chiusura, casi in aumento sul fronte HIV, però si privilegiano sempre i dati Covid, questo lo sappiamo molto molto bene. Parola di infettivologa, la dottoressa Chiara Valeriani, che dice: oltre ai giovanissimi vengono colpite anche persone tra i 45 e i 60 anni, ma come sappiamo i dati sono fermi al 2023, perché bisognava sempre aggiornare anche in maniera inutile sul fronte dati Covid. Le case farmaceutiche chiaramente preferiscono medicine che cronicizzano i virus, piuttosto che preferire medicine che vadano a curare effettivamente le malattie. Questa è un'emergenza silenziosa ma impellente, perché i casi sono in aumento e sicuramente la promiscuità sessuale è un fattore determinante. Insomma, una diretta molto difficile, Sammy, però abbiamo cercato di fare un po' un riassunto per quanto possibile efficace ed esaustivo. Come no, sei stata efficace ed esaustiva, ma soprattutto voi ascoltatori non dovete assolutamente abituarvi a certe notizie, bisogna reagire a queste notizie. Chiara Soldani, non posso che ringraziarti naturalmente per la tua presenza su queste frequenze. Chiara, ci riaggiorniamo senza fallo la prossima settimana. Grazie Sammy, un saluto a te e buon weekend a tutti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sempre grazie ai nostri collaboratori esterni che arricchiscono moltissimo la nostra emittente. Nelle prossime settimane poi si ricomincia anche con altre trasmissioni del pomeriggio. 11:23, abbiamo una manciata di minuti per tirare le 11:30 quando ci collegheremo con Adelchi Jazz, gruppo sardo, che la raccontano giusta su molti argomenti cari ai sardi. Prima però gli appuntamenti da non scordare targati Lega e qualche vostro messaggino, perché no? Intanto cominciamo con gli appuntamenti da non scordare e uno di questi lo vedete qua. Guardate un po', non è male, caro Simone, lo vorresti l'orologio di Radio Libertà con le nostre firme, lo amiamo e lo vogliamo. Chiaro che se arriverete a Pontida domenica 21 di settembre troverete anche questo in bella esposizione sotto il gazebo di Radio Libertà. Mi raccomando, cercate di arrivare presto perché sono i gadget più richiesti e vanno via subito. Questo sarà dato a chi ci darà di più, nel senso buono. Cosa vuol dire? Che siamo a sostegno di Radio Libertà, i vostri contributi volontari, anche fossero solo 5 euro, aiutano la nostra redazione. Questo con le firme dei partecipanti a questa meravigliosa avventura quotidiana di controinformazione su Radio Libertà. Questo sarà distribuito a chi ci darà il maggior introito soldifero. Guarda, c'è anche in questa versione bianca, versione nera, per la cucina, per la taverna. È un orologione veramente da collezione, ma al gazebo di Radio Libertà di Pontida il 21 di settembre, ragazzi, troverete gadget introvabili nel senso che solo noi abbiamo avuto un coraggio del genere. Guarda, questo è il sottopentola, il mestolo, la polenta e pure la pentola, tutto confezionato da portare a casa per la mamma o per la nonna. Dici: guarda cosa ti ho portato da Pontida, un regalo veramente pazzesco secondo me. Ma ancora da collezione i portachiavi bruciacchiati con scritto Radio Libertà con l'effigie di Sammy Varin, o se preferite l'orologio a bottiglia pressata, anche questo da mettere in taverna, ci sta da Dio. Le mutandine da uomo e da donna di Radio Libertà, ce ne sono pochissimi esemplari, è proprio una cosettina, un regalino che facciamo ai nostri fan più accaniti. L'ombrellino con scritto Radio Libertà, anche qui penso che ne abbiamo quanti? 10 esemplari, non di più, e quindi i primi che arrivano se lo portano a casa. Se dovesse fare caldo a Pontida il 21 di settembre, il ventilatorino amanuense che fa picciu picciu e vi rinfresca con scritto Radio Libertà. Insomma,
capite che le stiamo inventando tutte per farvi passare dal nostro stand. 21 di settembre, Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo, per il grande evento nazionale targato Lega. Fatevi un giro sul sito legaonline.it, dove si possono prenotare i pullman. Ma per qualunque motivo non potete arrivare a Pontida, no, è troppo faticoso un'intera giornata dalla mattina alla sera, sono anziano, non me la sento, oppure ho una cresima, una comunione proprio quel giorno, accidenti. Allora, a parte che faremo la diretta su Radio Libertà il 21 di settembre, quindi dalla mattina alla sera state con noi, ma questa domenica 14 di settembre c'è la piccola Pontida di riparazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa domenica 14 settembre ci ritroviamo, e ci saremo anche noi di Radio Libertà, a Rovato in provincia di Brescia per l'ormai storico tradizionale Spiedo Padano. E anche qui troverete i big della Lega, quelli nazionali, quelli importanti, quelli ancora più importanti perché sono quelli locali, quelli che conoscono a memoria la vostra città, il vostro paese. Appuntamento per domenica 14 settembre a mezzogiorno al ristorante Birreria La Loggia in via Salvella 18 a Rovato in provincia di Brescia. Cosa carina, ci saremo noi di Radio Libertà, il Sammy Varin con il grandissimo Marco Grimoldi che l'ha detto ai gadget, e sul banchetto di Radio Libertà avrete in anteprima i gadget che distribuiremo la domenica successiva a Pontida. Quindi avrete la possibilità di accaparrarvi prima degli altri l'ombrellino di Radio Libertà, il portachiavi bruciacchiato e tutte queste sceme cose molto intelligenti e che danno modo però a noi della redazione di tirar su qualche soldo, ok? Ci bastano 5 euro per il portachiavi. È chiaro che l'orologio in bottiglia pressofusa non chiederemo 5 euro, ma magari almeno 10, 15, alla vostra bontà. E noi non diventiamo ricchi, non ci interessa soltanto sopravvivere. Io vi invito ufficialmente questa domenica 14 settembre alle ore 12 allo Spiedo Padano presso la ristorante Birreria La Loggia di Rovato Brescia. La cosa bella è che i bambini non pagano, ok? Adulti 25 euro, non c'è solo lo spiedo, chiaramente c'è un bellissimo aperitivo, c'è il dolce da mangiare, da bere. I vostri figli non pagano. Bellissima idea che ormai ogni anno si porta avanti dagli amici della Lega di Rovato e paesi limitrofi, ok? Adulti 25 euro, bambini gratis. Siete ancora in tempo a prenotare chiamando oggi questo numero, il numero di Rita Padana, che ringraziamo per l'invito, 338 87 00 817. Lo ripeto, 338 87 00 817 per partecipare allo Spiedo Padano di questa domenica. Chiaro che se mi seguite in diretta questo pomeriggio c'è Claudio Borghi. Eh sì, venerdì 12 settembre, questa sera, ore 18:30 ad Aosta, Claudio Borghi presenta il suo libro 20 anni di sovranismo dall'euro a Trump all'hotel HB di Aosta. Ore 18:30, Claudio Borghi. Non è finita perché c'è anche Giancarlo Giorgetti domani sabato 13 settembre ad Aosta, lì si vota a fine mese, presso l'Hostellerie du Cheval Blanc. Giancarlo Giorgetti, ore 15 domani sabato. Gli appuntamenti da non scordare vi invitano anche questa sera, venerdì 12 settembre, a Cerrina, provincia di Alessandria. Si inaugura in via Nazionale 85 la nuova sede della Lega, sezione Valle Cerrina. Saranno presenti Molinari, Bruzzone, Bussalino, Protopapa, Pettazzi, insomma
bella gente per festeggiare una nuova sede della Lega che si apre oggi ore 18 in via Nazionale 85 a Cerrina, sezione Valle Cerrina, provincia di Alessandria. Ci fermiamo, ma solo per qualche minuto, la pubblicità, e poi parliamo di musica indipendente con i sardi Adelchi and Jazz, tutti da ascoltare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica Rai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria. Dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro. Potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Siete qui da troppo tempo, finite d'andare, senza vergogna, senza ritegno, finite d'andare, usurpatori di terre altrui, finite d'andare, traditori di cuori puri, finite d'andare, da troppi anni avvelenate, devastate, calpestate, quest'isola sacra ricca di magia, dovete andare via, finite d'andare, tanti padroni a cui ci avete svenduti, Savoia inglese, americani e cinesi, per un poco di gloria e 30 denari avete ceduto anime ed eredani, finite d'andare, politici infami, massoni corrotti, pagherete caro per i vostri torti, e grazie a voi
Se oggi vantiamo i peggiori primati del Mediterraneo, lavoratori cassintegrati, migliaia di giovani espatriati, vere odissee per i nostri malati, parco giochi per soldati, ettari ed ettari di terra inquinati, meravigliosi paesaggi deturpati, millenni di storia negati e occultati, vigneti d'Anda, vigneti d'Anda, vigneti d'Anda, vigneti d'Anda, in una terra fantastica dove eravamo tutti fratelli, eroi trasformati in criminali, in ribelli. Vigneti d'Anda, vigneti d'Anda, vigneti d'Anda, vigneti d'Anda, e noi mai perdoneremo chi ancora prova a cancellare un popolo intero. Se solo riuscissimo ad unirci davvero, torneremo ad essere un grande popolo fiero, tutti insieme con un cuore sincero, torniamo ad essere un grande popolo fiero. Vigneti d'Anda, 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 vigneti d'Anda. Noi è da molti anni che seguiamo questo popolo fiero e seguiamo quel sentimento che peggiora di anno in anno. La Sardegna è stata saccheggiata non solo dalla sinistra, anche dalla destra, anche da quelli che effettivamente credevano in un po' di regionalismo, si sono fatti ognuno il proprio orticello già e poi alla fine hanno fatto vincere sempre quelli. Fin dai tempi di Dodore Meloni, il secessionista che su Maluentu ha fatto quella pazzia incredibile di credere che davvero la Sardegna potesse essere davvero indipendente. Insomma, argomentazioni che abbiamo sempre messo lì sul piatto per voi ascoltatori di Radio Libertà e per chi ancora crede nell'autodeterminazione dei popoli o semplicemente ama e difende la propria terra. È chiaro che quando scopro poi un gruppo che stiamo seguendo anche lui da qualche annetto, che si chiamano Adelchi and Jazz, che canta una canzone estrapolata dall'ultimo album Vineti d'Andà, ve ne dovete andare, in dialetto gallurese, è chiaro che io incentro l'intervista partendo proprio da questa cosa. Fatemeli salutare, abbiamo con noi Christian Adelchi Garau e Eliana Jazz Dakota. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Grazie. Ciao, Grazie. dell'invito. Vi ho svegliato questa mattina? Sì. Facciamo sempre un po' le ore piccole. No, ieri siamo andati a fare un giro e poi il giro si è prolungato, diciamo così. Allora, diciamo che questi sono due personaggi particolari. Christian, voce, chitarra e armonica, Eliana, basso, cori e percussioni. La loro è un'avventura itinerante a bordo di un van che è diventata la loro vera casa. Come vivono? Vivono di musica, vivono grazie a voi che li amate e siete amatissimi in Sardegna e non soltanto, perché poi il vostro messaggio sui social arriva dappertutto, grazie a voi che acquistate le loro produzioni musicali e poi vi diremo come fare e partecipate ai loro concerti. Allora, partiamo da qua perché fate sempre scalpore quando uno viene a conoscere la vostra storia. Che cosa è successo? Qual è stata la vostra decisione piuttosto che fare una vita tra virgolette normale? Cosa avete scelto di fare?
Allora, semplicemente facciamo un piccolo passo indietro. Noi avevamo già acquistato il van per appunto poter fare, noi vivevamo in zona Bologna, quindi avevamo un appartamento, un lavoro diciamo così tradizionale, oltre il progetto musicale. Quindi facevamo già i nostri concertini per poter permetterci di andare a suonare un po' più lontano e non solo nel barettino sotto casa. Abbiamo pensato di comprare un furgone camper proprio per poter andare in trasferta, diciamo così, dormire tranquillamente senza sobbarcarci di ulteriori spese, perché sai, se devo andare a suonare in più pagarmi anche l'hotel per dormire diventava una cosa improponibile, oppure certi concerti dovevi comunque rinunciarci, quindi per allargare il giro, per poter suonare di più, avevamo fatto questa scelta. Poi nel 2021, in bel pieno di quello che c'è stato in Italia, e non solo in Italia, quindi nel periodo della pandemia, sono successe tante cose come tutti voi ben sapete, quindi lì ci siamo fatti veramente due conti, ho detto ma io anche se guadagno 2000 euro al mese con il lavoro tradizionale, c'ho il mutuo da pagare, c'ho quello, c'ho quell'altro, cosa veramente facendo i conti della serva, cosa mi rimane in tasca, cosa mi sto mangiando? Benissimo, mi sto mangiando 400-500 euro, allora io quelle 400-500 euro dobbiamo essere in grado di guadagnarcele con la nostra musica, no? Chiaramente se ne guadagniamo di più è meglio, ma sto facendo proprio l'esempio estremo. Certo. E quindi da lì abbiamo preso coraggio e abbiamo detto, ragazzi, È il momento giusto di... siamo in duo, quindi viviamo insieme, siamo anche una coppia di fatto, oltre che sul palco, e quindi insomma pensarla alla stessa maniera sicuramente ci ha aiutato, lo spirito di adattamento serve perché comunque gli spazi sono ridotti, la vita cambia, però hai tutto quello che ti serve e hai guadagnato appunto quel pizzico di libertà che ha un prezzo molto alto, perché spesso sai, chi non ti conosce, chi non sa, pensa che sia tutto un divertimento, ma la libertà ha un prezzo molto alto. Infatti in una canzone del nostro ultimo album che si intitola Il nostro film c'è una frase che dice così proprio: non tutti sono pronti a perdere tutto per la libertà, perché spesso per guadagnare quell'ora di libertà devi rinunciare a qualche altra cosa, hai capito? Cavolo ragazzi, mai come oggi è A delle importante. sicurezze, magari a delle... È importante parlare di libertà, è importante oggi anche semplicemente riuscire a parlare, riuscire a dire i propri pensieri liberamente senza essere accusati di qualche cosa. Ci vuole coraggio. E voi, Christian Adelchi Garau e Elian Jess Dakota, in arte Adelchi and con la E commerciale, Jess con la J, e di coraggio ne avete, siete già, se non erro, al terzo album. Tra poco ci direte come avere questi album, perché lo si può ordinare in versione CD ma anche in versione chiavetta, bellissima assolutamente. Di coraggio ne avete avuto perché in quest'ultimo pezzo, che tradotto in italiano significa dovete andare via, voi cantate in dialetto gallurese quello che molti sardi pensano da sempre. Voi in questa canzone parlate di usurpatori di terra altrui, ma si intende secondo me anche in una versione molto ampliata questa frase, perché poi io proprio l'altro giorno, perdonami, ho letto su un quotidiano sardo la notizia che, a proposito di qualcuno che non sopporta più, c'è qualche cosa che non funziona. Rinnovabili nel mirino, distrutti 5.000 pannelli a Vidalba in provincia di Sassari, ed è una zona che forse voi anche conoscete abbastanza. Questo sulla Nuova Sardegna di mercoledì. Che cosa sta succedendo? È un paesino vicino al nostro. Allora, di preciso quello che è successo lì, insomma, abbiamo letto qualche notizia anche noi, però cosa sta succedendo? Sta succedendo che c'è un malumore sempre più diffuso, perché per quanto ce la raccontino in determinate maniere, come dicevi tu, la Sardegna è forse secoli o millenni che è sotto attacco, sotto assedio, perché comunque anche la vera storia è sempre stata un po' occultata, perché sai, un popolo, se tu riesci a tenere un popolo senza le radici o a sradicargliele, poi col passare delle generazioni questo popolo è un po' come è stato fatto col cane dal lupo, no?
sono state fatte delle varie sperimentazioni fino a dei vari incroci per poi addomesticare quel lupo finché tu adesso hai un cagnolino da borsetta, e questo lo vorrebbero purtroppo, secondo me è il disegno finale che vogliono fare, ma non solo in Sardegna, con i popoli in generale, hai capito? E quindi adesso in questo momento si parla di eolico e fotovoltaico perché è palese che stanno spuntando come i funghi questi pali altissimi, stanno prendendo dei ettari ed ettari di terreno per anziché piantare o allevare l'animale, vengono installate queste praterie di pannelli, che poi quello che non si capisce benissimo, che non è chiaro, perché noi avremo già tantissimi impianti già installati che dovrebbero fornire al cittadino sardo uno sconto notevole in bolletta. Tutta questa cosa non c'è, perché se tu vai a verificare i costi delle bollette, probabilmente in Sardegna paghiamo di più che nel resto della penisola, hai capito? Quindi uno dice ok, ci state deturpando il posto, ma a noi in tasca non ci viene neanche nulla, quindi ci sono delle vere e proprie speculazioni, si parla addirittura di impianti che probabilmente, almeno così si dice, non entreranno neanche mai veramente in funzione, hai capito? Perché sono nate Insomma, il solito problema è sempre la speculazione di qualcuno che mangerà e vuole mangiare adesso, tutto quello che c'è da mangiare. Adesso c'è questo business. E rendiamoci conto che nel 2024 è stata fatta anche una raccolta firme, sono venute fuori più di 200.000 firme, si chiama Prato Bello 24, e questa cosa è stata, diciamo, un po' archiviata senza dare appunto voce al popolo, ma il popolo si è schierato, palesemente ha dichiarato appunto così che non le vuole queste cose, soprattutto non le vuole perché rimarranno poi tutte le macerie di tutte queste installazioni, praticamente rimarranno sul territorio, e sappiamo bene che comunque sono agenti inquinanti, fortemente inquinanti, insomma. Allora, Perché attenzione, no, che intanto che parlate ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori, perché dicono ma come? Voi sardi avete votato per un rappresentante che prometteva questo green, le pale eoliche e tutto quanto, e adesso vi lamentate. Oddio, non è esattamente così, però effettivamente diciamo che insomma una certa sinistra e queste cose le vuole assolutamente in Sardegna. E non soltanto, perché ti dico come siamo messi qui sull'autostrada, l'autostrada che viene verso a Milano, ti giri verso destra, verso sinistra, ci sono chilometri di pannelli fotovoltaici che rendono molto meglio che avere uno spiazzo, un bellissimo spiazzo verde da coltivare, ma vuoi mettere, poi chiaro, si arriva una bella grandinata, buttiamo via tutto, a voi la parola, prego. Sì, purtroppo come dicevamo non sono chiari, cioè la politica come lo sa meglio di noi come funziona, si promette parecchio, quindi c'è sempre qualcuno che abbocca nonostante tutti questi anni, tutte le cose, le fesserie che ci hanno detto da destra e da sinistra, perché purtroppo quello che si sta scoprendo sempre di più è che molti ancora fanno finta di non vedere, con questa lotta ancora destra-sinistra, è che ci sono delle lobby, ci sono dei potentati, ci sono quel famoso potere occulto, che adesso non ci piace neanche chiamarlo così, però è palese che ci sia una o più regie che vadano in una determinata maniera, quindi o ti schieri in quella cosa lì oppure sei completamente fuori, capito? Quindi hai visto cosa è successo anche durante la pandemia, sono riusciti a dividere esattamente la popolazione, quindi o sei da una parte o sei dall'altra, quindi la gente non ha più tempo nemmeno di ragionare, è troppo piena dei problemi quotidiani, quindi io non so, abbiamo perso la curiosità, la voglia di capire, di andare a fondo dei problemi, ma perché ci stanno proponendo questo? Io cosa ci guadagno? Cosa ci guadagni tu? Ma è un bene per tutti? È anche a lungo termine o è un arricchimento di pochi nell'immediato e poi ti lasciano tutte le macerie, come sembra che Chiaro, le macerie già, come molte macerie ci sono anche nel sud della Sardegna, macerie radioattive, zona Capo Teulada. Complimenti ai sardi, ci scrivono Giuliano, Johnny da Torino, non mollate. Senti, ma andiamo al sodo, perché
Adelchi and Jess hanno fatto un nuovo album in cui raccontano anche questa loro splendida Sardegna e lo dicono chiaramente: dovete andarvene. Ma Adelchi and Jess bisogna andarli a vedere, andarli a conoscere, ad ascoltare, e se proprio non potete ascoltarli dal vivo, perché chiaramente fanno anche una musica di intrattenimento, adesso ci fate qualche esempio, cover e non soltanto, originali che fate, e se non potete andarli ad ascoltare magari nella bellissima Sardegna, anche se adesso è la stagione che costa un po' meno andare in Sardegna e chi può se lo potrebbe permettere, e si può avere il loro album, magari proprio questo che contiene la canzone appena trasmessa. Per cui Christian, Elianna, diteci prima di tutto come fare ad avere il vostro CD, i vostri CD, e soprattutto perché voi campate con questo, ricordiamolo, secondo di tutto se fate qualche data prossimamente, dove la fate, e chiaramente un sito, un indirizzo internet dove potervi seguire, perché questa, signori, è roba buona, al di là che questi amano e difendono la loro terra, che per noi la parola d'ordine non soltanto della Sardegna, ma per il nord, per il centro, per il sud. Dobbiamo difendere maggiormente le nostre terre, cercando di evitare il magna magna dei politici. Attenzione, di sinistra così come di destra. Esatto. Elianna, Christian, a voi. Allora, praticamente chi vuole appunto contribuire al nostro viaggio può acquistare i nostri album scrivendoci semplicemente anche una mail a adelchiandjazz@gmail.com. Ci scrivono, appunto, ci possono scrivere una mail oppure scriverci direttamente in privato sui social, esatto, un messaggio sulle nostre pagine social, che sia Facebook, Instagram, e lì poi appunto noi possiamo spedire ovunque, oppure venirci appunto a comprarlo direttamente da noi ai nostri concerti che faremo appunto in giro sempre per l'Italia. Abbiamo anche un canale YouTube sempre a nome Adelchi and Jazz, dove pubblichiamo tutti i videoclip, anche tutto fatto da noi, perché noi siamo artisti indipendenti, autoprodotti, quindi finanziamo, facciamo tutto noi. Tra l'altro quest'ultimo album l'abbiamo registrato tutto in camper, esatto, a parte la batteria che ce l'ha fatta un nostro amico che vive a Londra, quindi le registrazioni le abbiamo fatte tutte in camper, quindi è uno spettacolo. Sì, esatto. Quest'anno abbiamo deciso appunto di realizzare la novità, i nostri album in versione chiavetta, perché tutti ci dicevano che ormai le nuove macchine non hanno più i lettori CD, allora ci siamo muniti anche lì, abbiamo detto ma perché allora non facciamo le chiavette? È quadrata, quindi a forma di copertina, sì, come se fosse un mini vinile, un mini CD, è quadrata, poi si apre all'interno. Esatto. È una cosa carinissima. E la cosa bella è che quest'anno abbiamo collaborato anche con un altro artista, lui si chiama Steve Magnani, che è un fumettista, un artista riconosciuto, e quando abbiamo visto appunto i suoi lavori ci siamo innamorati della sua copertina, perché del suo disegno, perché era perfetto per quello che era poi il nome del nostro album, che si chiama Anomalia del Sistema. Quindi sì, ci sono un po' di Anomalia del Sistema, Stato Profondo, che è un altro titolo, insomma ci sono dei brani dove si parla di tutto quello che sta succedendo anche in attualità, non chiaramente solo in Sardegna. Sì, perché poi la Sardegna, noi Italia, esatto, tutto il mondo. Parliamo della Sardegna perché è il nostro, appunto, la nostra terra natale, ma in realtà poi ormai la situazione ci accomuna tutti, quindi allora pensiamo che l'artista, piccolo o grande che sia, debba avere il coraggio e debba avere qualcosa da dire, e deve avere il coraggio di dirlo, perché altrimenti ci sono milioni di dignitosissimi lavori da fare. L'artista deve anche esprimere, deve fare parlare, deve mettere un dubbio con le sue canzoni, deve avere appunto il coraggio di esprimersi, perché se non si esprime, se ha paura anche l'artista ad esprimersi nelle proprie canzoni, chi si esprime più? L'artista serviva anche a quello, no? Perché era quello che aveva una visione, una sensibilità diversa magari dalla massa, e grazie alla sua arte, che sia un quadro, che sia una canzone, ma la canzone ha un potere ancora maggiore, perché c'è la musica,
è correlata con le parole, quindi è un messaggio universale, un messaggio che arriva magari prima di un'altra, di una scultura, per esempio, no? Dove tu vedi la forma, ma poi quello che voleva dire l'artista è più velato, è più celato, no? E comunque il 29 noi partiremo, prenderemo il traghetto per la penisola, per il continente, come lo chiamiamo qua, e suoneremo l'8 in provincia di Varese. Esatto, sì. Quindi Dove? Nelle vostre parti, saremo, ragazzi. In che locale? Se ce l'avete già la data la segnaliamo, ma poi vi verremo a cercare certamente, vi veniamo a cercare su internet. Adesso ti diciamo il nome esatto del locale. Allora, è un locale nuovo e di un batterista piuttosto... Lui sta organizzando il batterista. Sì, esatto, sì. Praticamente il direttore artistico è Stefano Re, che è il batterista della Silvano Belfiore Band di Crozza. Cavolo. Allora diamo l'appuntamento certamente su internet cercando il vostro gruppo Adelchi N con la E commerciale Jazz. Avete sentito? Arriveranno fin qui a Varese e attenzione, se vedete il loro camper lo sapete, se ci dormite anche voi vicini non dormite facilmente perché questi suonano anche in camper, hanno inciso l'ultimo album nel loro camper, questa è roba assolutamente inedita. C'è qualche altra data che volete spoilerare? Allora, intanto questa qua è mercoledì 8 ottobre, il locale si chiama Working Class Castellanza. Ok, è certo. Esatto, e dopo andremo a dicembre, abbiamo qualcosa dai ragazzi della Arte Vineria di Belluno, e poi mano a mano adesso inizieremo di nuovo la riprogrammazione del calendario, quindi anzi facciamo un appello a qualcuno che vuole organizzare, noi siamo ben lieti, ci scriva, semplicemente noi portiamo la musica ovunque. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, che abbiamo bisogno di numeri, che stiamo crescendo solo con le nostre forze, quindi e poi seguiteci sui social dove appunto potete vedere tutte le novità, tutto quello che facciamo, dove siamo e dove non siamo. Comunque da fine mese saremo di nuovo in continente per tutto l'autunno e l'inverno, ecco. Cioè, capite, signori? E questi ve li sentite suonare sotto casa vostra. Adelchi and Jazz dalla Sardegna, signori, non possiamo che fare il tifo per voi. Complimenti e soprattutto vi teniamo d'occhio, anzi d'orecchio. Questo singolo sta girando su Radio Libertà, anche perché dice bene dovete andare dalla Sardegna e parla delle bellezze deturpate da troppi e da troppi anni qui in Sardegna. Christian, Elianna, restiamo in contatto, ci risentiamo magari poi a autunno inoltrato proprio per pubblicizzare le vostre date, visto che abbiamo un ascolto molto importante, soprattutto qui al nord. Ben volentieri, d'accordo? Grazie di cuore, Sammy, gentilissimo. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Un grande saluto a voi e grazie ancora. Grazie ad Elchi and Jed, grazie a tutti voi da Sammy Varin, grazie a Simone in regia, prego, io ritorno puntualmente lunedì alle 7:30.